Servizi a Jesolo oggi davanti al GIP, il giovane romeno accusato di aver sferonato l'auto dei giovani. Il 26enne conferma la sua versione: non mi sono accorto che la vettura fosse finita nel canale, confermati i domiciliari. Domani alle 10 il funerale unico per i 4 ragazzi nel campo sportivo di Musile, previste migliaia di persone. Antenna 3 seguirà in diretta tutta la cerimonia. Autonomia, meno 2 giorni al vertice romano, le posizioni restano lontane tra Lega e 5 Stelle. Zaia ribadisce: se mi impongono un progetto non lo firmo. Per la Corte dei Conti necessarie perequazioni, analisi costi-benefici. Scatta la nuova normativa per il calcolo degli affitti delle case ATER, gli aumenti fanno scattare la rabbia. Ad Abano Palazzina si mobilita chiamando la nostra emittente. Reddito di cittadinanza, 142 i navigator in arrivo nei centri di impiego del Veneto. Oggi la firma dell'operatività dell'assessore regionale Donazzano nella sede del Ministero del Lavoro. Stamane a Mestre i funerali dell'ex sindaco di Venezia Nereo Laroni, politici e gente comune alla cerimonia nel Duomo cittadino. Dalla spiaggia fascista l'idea di dare vita a una casa d'appuntamento è la nuova sfida di Gianni Scarpa, l'ex gestore della spiaggia di Sottomarina. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, edizione veneta. In apertura c'è nuovamente la strage di Jesolo, perché oggi si è presentato davanti il GIP il giovane romeno accusato di aver urtato l'auto delle 4 vittime facendola finire nel canale. Confermati per lui gli arresti domiciliari. Arresti domiciliari confermati dal GIP di Venezia, massimo vicinanza per Alin Marinica, il 26enne romeno accusato di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso per la morte a Jesolo di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuz. Questa mattina in tribunale, nel corso dell'udienza di convalida, il 26enne ha risposto alle domande del GIP, confermando quanto dichiarato fin da domenica mattina, quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta. Il sorpasso, l'urto con la Ford dei ragazzi, un piccolo colpo, dice, tanto da aver pensato al massimo a uno scontro tra specchietti. Assistito dall'avvocato Rodolfo Marigonda, Marinica ha chiesto di poter lasciare l'abitazione per andare al lavoro, ma la richiesta è stata rigettata. La difesa ha nominato l'ingegnere Davide Pavon di Mestre come perito di parte nella ricostruzione della dinamica del sinistro disposta dalla procura, che ha nominato come proprio consulente l'ingegner Mario Piacenti. Si sono affidati a periti di parte anche la famiglia di Laugeni e la fidanzata Giorgia Diral, unica sopravvissuta. Si valuteranno l'urto, la velocità dei mezzi, le deformazioni riportate dalle 2 auto. Per l'indagato, la Ford Fiesta dei giovani avrebbe compiuto il primo sorpasso, superando 2 vetture che la precedevano. Lui, al volante della Golf, avrebbe a sua volta superato tutti, ma nel rientrare avrebbe stretto troppo, urtando l'auto che ha poi finito per ribaltarsi nel canale e trasformarsi così in una trappola mortale. La perizia dovrà essere depositata entro 70 giorni, ogni cosa sarà vagliata con la massima attenzione. Al giovane elettricista vengono contestati 2 pesantissimi reati, per i quali rischia fino a 10 anni di carcere. Di contro c'è l'esigenza di giustizia invocata dalle famiglie dei giovani. Io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo da sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro. E domani allo stadio di Musile i funerali delle vittime. L'impianto è stato predisposto per accogliere le famiglie e le migliaia di persone previste. Sempre domani sarà lutto cittadino in 4 comuni. Al campo sportivo di Musile di Piave si lavora senza sosta. È qui che in migliaia domani mattina alle 10 daranno l'ultimo saluto ai 4 ragazzi morti sabato sera a Jesolo. 4 anche i comuni che hanno proclamato per domani, in concomitanza con i funerali, il lutto cittadino: Musile, San Donà, Jesolo e Noventa, issando bandiera a mezz'asta sugli edifici pubblici e invitando cittadini e attività commerciali a partecipare al dolore che ha colpito le famiglie e l'intero territorio. San Donà, dove abitava Riccardo Laugeni, ricorda nell'ordinanza anche l'altro giovane morto sabato, l'infermiere 28enne Brian Merletti. A Musile domani il dolore sarà palpabile. Anche Giorgia Dirà, l'unica sopravvissuta, ha fatto sapere di voler esserci per stare accanto fino all'ultimo proprio al suo Riccardo.
Abbiamo per fortuna l'aiuto di numerosi volontari che daranno le indicazioni alle persone in maniera che tutto avvenga nella massima sicurezza e nella massima tranquillità. Ci sarà un accesso dietro qui dagli spogliatoi per i feretri e per i familiari stretti e per le autorità che intenderanno partecipare alla cerimonia, mentre il pubblico potrà accedere dal cancello centrale lì dalle tribune, e poi ci sarà anche una parte dove si potrà stare in piedi ad assistere al funerale. Tra le autorità ha annunciato la sua presenza il presidente del Veneto, Luca Zaia. Di fronte alla previsione di migliaia di persone si cercherà innanzitutto di rispettare le famiglie e il loro bisogno di raccogliersi attorno ai figli che hanno perso. Sappiamo che parteciperanno numerose persone, io stessa stamattina sono stata contattata veramente da tantissimi che vogliono partecipare, però è chiaro che i genitori, i familiari sono quelli che devono stare in una posizione più vicina e anche un po' intima. Chi può, suggerisce il sindaco, raggiunga a piedi lo stadio comunale. Per gli altri l'amministrazione ha predisposto, oltre a quello dell'impianto, 2 parcheggi supplementari. Per i colleghi di 2 dei ragazzi l'outlet di Noventa ha organizzato dei bus navetta. I cancelli apriranno alle 9 per il pubblico, quindi fin dalle 9 è possibile accedere allo stadio e è preferibile senz'altro arrivare per tempo e insomma scaglionare un pochino gli arrivi quantomeno. E domani Antenna 3 seguirà il giorno del dolore di Musile di Piave con una diretta della cerimonia funebre allo stadio cittadino, così che possano seguirla anche le persone che non possono accedere direttamente all'impianto o che sono costrette a casa. Appuntamento alle 9:45 dunque sulla nostra emittente. Un 46enne di Caerano San Marco ha perso la vita nel pomeriggio poco lontano da casa, dunque siamo nel Trevigiano, nello scontro tra il suo scooter e un'auto. È il terzo motociclista trevigiano morto in 8 giorni. L'incidente intorno alle 16 lungo via San Marco. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Castelfranco, intervenuta sul posto insieme a carabinieri su M118 e vigili del fuoco, l'auto, una Fiat Idea condotta da una donna, nello svoltare in via Val di Rovere avrebbe mancato la precedenza allo scooter che procedeva invece in direzione Montebelluna. Violento l'impatto, con il 46enne sbalzato sull'asfalto e morto praticamente sul colpo. La conducente dell'auto è stata invece ricoverata in ospedale sotto shock. Autonomia, meno 2 giorni al vertice romano di venerdì, ma le posizioni restano lontane tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il governatore Zaia oggi ne ha parlato al forum dell'ANSA, nel giorno in cui anche la Corte dei Conti ha posto dei paletti sul percorso. Per firmare un contratto bisogna essere in 2. Se unilateralmente, monocraticamente tu decidi cosa devo firmare io non firmo. Semplice. 48 ore al nuovo vertice romano e le premesse sembrano essere quelle di giovedì scorso, distanza ancora forte, fortissima tra Lega e Movimento 5 Stelle sull'autonomia. Tutto questo mentre i pentastellati vengono rafforzati in queste ore almeno sul tema della perequazione dalla Corte dei Conti. Il percorso del regionalismo differenziato, scrive infatti oggi la sezione autonomie della magistratura contabile, non si può sottrarre dal meccanismo di perequazione interregionale previsto dalla legge nazionale. E poi l'analisi costi-benefici. È necessario esaminare come in concreto venga attuato il principio di sussidiarietà, dice la Corte dei Conti, al fine di verificarne la compatibilità con altri preminenti principi costituzionali. E resta inoltre da valutare quali possono essere gli impatti delle iniziative progettate sulla finanza pubblica e quindi di verificare la loro effettiva sostenibilità. Intanto risuonano le parole del Presidente della Camera Roberto Fico, un altro pentastellato che ha ribadito sull'autonomia decide il Parlamento. Il Presidente della Camera può dire quello che vuole, scusi, ma i costituzionalisti, che immagino ne sappiano più di lui, dicono il contrario. Dicono che comunque, cioè, è come il concordato tra Stato e Chiesa. Non è che tu fai il concordato, poi lo mandi in Parlamento, il Parlamento lo stravolge e la Chiesa è obbligata, è stato votato, ma la Chiesa è obbligata a firmare un contratto che ha firmato qualcun altro. Ma è la BC, è il buon senso. Il percorso proposto da Zaia è chiaro. Io ho rispetto per il Parlamento e penso che per risolvere questo impasse con il Parlamento ci sia solo una soluzione, che è quella di firmare una preintesa tra il governo e la regione. La preintesa va in Parlamento, si chiama preintesa, quindi non è definitivo il contratto. Il Parlamento lo osserva, lo emenda, fa tutte le sue considerazioni, si prende tutto questo bagaglio di osservazioni, si va alla stesura di un'intesa e poi l'intesa deve essere votata con un sì o con un no.
Ma i rapporti restano aspri. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, non cambia idea, parla di autonomia inapplicabile, così come è stata concepita dal Veneto. Io non so se un perito aziendale sa di più dei costituzionalisti che hanno scritto il mio provvedimento. Nel frattempo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, lancia l'ennesimo ultimatum ai 5 Stelle. Non c'è governo senza autonomia. Mentre l'assessore regionale Roberto Marcato parla di un Veneto capace di diventare Stalingrado del Movimento 5 Stelle se non si otterrà quanto chiesto. Sono le premesse di uno scontro e il ring è quello preparato per venerdì a Roma. Che fine ha fatto nel frattempo il referendum per l'autonomia di Belluno? Scomparso dal tavolo della trattativa tra Stato e Regione, il voto plebiscitario del 22 ottobre del 2017 viene rivendicato dal movimento BARD, che si appella al presidente della Regione Veneto, Zaia. L'autonomia del Veneto si è impantanata in un groviglio di veti contrapposti, ma questo non deve fermare il percorso di autonomia della provincia di Belluno. È Andrea Bona, neoeletto presidente del movimento autonomista bellunese BARD, a rivolgere l'ennesimo appello accorato al presidente del Veneto Luca Zaia, perché il referendum dal risultato plebiscitario votato nel giorno dello storico doppio appuntamento del 22 ottobre 2017 finora è rimasto lettera morta e la provincia di Belluno ha assoluta necessità di una forma evoluta di autonomia. E se uno decide di essere autonomista, deve essere autonomista a tutti i livelli. L'autonomia vuol dire responsabilità, come ci insegnano i nostri cugini a Bolzano e a Trento. Responsabilità esercitata a tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione salendo. Più piccolo è l'ente burocratico, meglio si amministra, meglio funziona e più vicino ai cittadini. Il tira e molla a livello nazionale si sta traducendo in un sentimento di presa in giro a carico dei cittadini che democraticamente si sono espressi nei 2 referendum per l'autonomia. Quello votato dai bellunesi è sparito dalle agende politiche nazionali e regionali e il BARD torna con convinzione a farsi sentire. L'autonomia è un cambio per tutti, un cambio di genere. Naturalmente noi rivendichiamo più risorse. Quelle che adesso ci sono nel bellunese non sono sufficienti per garantire servizi ai residenti e alle famiglie e difatti lo spopolamento è la conseguenza, nient'altro che la conseguenza di questo. Fiducia reciproca e devoluzione delle funzioni, oltre alla revisione del fabbisogno standard per il quale la provincia restituisce ogni anno allo Stato 23 milioni di euro. Una battaglia di tutti. Anche gli avvenimenti dell'anno scorso, la tempesta Vaia, l'alluvione, hanno dimostrato che o siamo organizzati o qui non sopravviviamo. E c'è un nuovo allarme per incendio boschivo a Cortina, scattato nel primissimo pomeriggio di oggi. Fiamme e fumo interessano i boschi sopra Ospitale d'Ampezzo, nella zona del passo di Cimabanche. Alle 13:53 la richiesta di soccorso ha mobilitato subito i vigili del fuoco di Cortina e successivamente il centro operativo regionale, che è intervenuto con gli elicotteri per circoscrivere le fiamme. La zona è peraltro la stessa interessata dall'incendio divampato lo scorso giugno a causa della deflagrazione di ordigni bellici. Cambiamo tema, scatta la nuova normativa per il calcolo degli affitti delle case ATER e un'intera palazzina si mobilita chiamando la nostra emittente per far sentire la propria voce. Sentiamo. Scatta la nuova normativa per il calcolo dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli inquilini dell'Ater sono subito dolori. In via Longhena ad Abano Terme c'è un'intera palazzina Ater, i cui condomini sono sul piede di guerra per gli aumenti che si sono ritrovati a dover pagare nei giorni scorsi. Succede che ci sono un sacco di pensionati, di persone che hanno lo stipendio di 1.400 euro e gli hanno portato l'affitto a 400, 450, 350. Non eravate stati avvertiti di questa novità? No. Quando l'avete scoperto? Adesso che ci hanno mandato questa lettera qua, 15, una settimana sarà. Per molti degli inquilini il canone è quasi raddoppiato e i condomini di via Longhena temono di non riuscire a pagare tutte le spese con le pensioni e i pochi soldi che hanno messo da parte in una vita di lavoro. Ci è arrivata questa lettera che dobbiamo pagare 410 euro al mese da 2,60 che pagavamo. Gli inquilini sono disperati e si sono rivolti alla nostra emittente per far sentire la loro voce. Non sappiamo cosa fare, vi abbiamo chiamato apposta. Hanno conteggiato i 10.000 euro di pensione integrativa che abbiamo pagato per 10 anni. Abbiamo girato la segnalazione all'Ater di Padova e ora attendiamo una risposta. Sappiamo però che questa nuova situazione è dovuta all'applicazione della nuova normativa sul calcolo dei canoni, entrata in vigore il 1° giorno di luglio in tutta la regione.
Sono 142 i navigator in arrivo nei centri per l'impiego del Veneto, con la firma oggi nella sede del Ministero del Lavoro della convenzione con l'ANPAL Servizi da parte dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Diventa operativa l'assegnazione di ulteriore personale per affiancare l'organico dei 39 centri veneti per l'impiego nelle politiche attive per il lavoro collegate al reddito di cittadinanza. 4 prenderanno servizio nei centri per l'impiego del Bellunese, 25 nel Padovano, 9 a Rovigo, 22 nel Trevigiano, 27 nel Veneziano, 32 in provincia di Verona e 23 nel Vicentino. Sono solo 3 regioni, precisa Donazzan, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, al momento sono pronte a partire con la seconda fase del reddito di cittadinanza relativa alla stipula dei patti per il lavoro. Vittime del crack della Popolare Vicentina, la loro sarà un'estate calda, serie di assemblee per prepararsi per accedere al fondo d'indennizzo. Crack BPV. Se il processo per il fallimento della Popolare Veneta si ferma per la pausa estiva, per le vittime e gli ex risparmiatori l'estate sarà invece calda. Entro fine luglio, infatti, dovrebbe essere pronto il decreto ministeriale che darà il via libera ai 180 giorni di tempo per presentare le richieste di rimborso in base a quella che sarà la documentazione prevista dalla Commissione. E già, gli ex risparmiatori sono in fibrillazione. Le associazioni sono al lavoro convocando incontri e assemblee. Abbiamo organizzato tutta una serie di incontri con le amministrazioni comunali, domani sera saremo a Galliera Veneta, martedì prossimo a Isola Vicentina, mercoledì ad Asolo, perché bisogna prevenire, bisogna già organizzarsi prima, perché è importante avere i documenti bancari che attestano, diciamo, l'acquisto di questi titoli. In questa direzione abbiamo è già un mese che siamo con Banca Intesa, facciamo le domande, c'è la massima disponibilità della banca a dare i documenti. Richieste di rimborso che potranno essere presentate singolarmente o attraverso le associazioni dei consumatori o dei risparmiatori e non collegali, in quanto la legge ne farebbe espressamente divieto, mentre si ricorda che gli unici parametri per la scelta di quale percorso per il rimborso sono i 35.000 euro di reddito e i 100.000 euro di patrimonio. Gli altri dovranno subire un vaglio. Risparmiatori tutti rimborsabili, d'altronde nell'udienza di martedì scorso è emerso che il CDA non poteva non sapere, ma anche un altro importante aspetto. È emerso un ulteriore elemento con estrema chiarezza, e cioè il pagamento preferenziale nei confronti di alcuni soci delle loro azioni, e parliamo sempre dei soci più capienti, cioè parliamo di milioni di euro, mentre gli altri soci che avevano pur chiesto le restituzioni sono sempre stati pretermessi. Un piccolo break, qualche istante, e poi torneremo con altre notizie dal Veneto. Di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Ieri e oggi la Camera Ardente nel municipio di Mestre, stamane si sono invece celebrati in Duomo i funerali di Nereo Laroni, ex sindaco della città. Uno dei grandi veneziani, ci stanno lasciando in tanti ultimamente. Il problema, la domanda che mi facevo adesso era quali sono quelli di oggi? Se il problema è soltanto quello di continuare a fare proteste, questa era gente che protestava e proponeva, sognava, faceva progettazione. Questa è la Venezia bella da ricordare, al di là delle singole considerazioni politiche o partitiche, era gente che aveva coraggio di rischiare, di dire la sua, metterci la faccia. Nel giorno del funerale dell'ex sindaco di Venezia Nereo Laroni, il primo cittadino lo ricorda come un uomo d'altri tempi, di quella Venezia che si vede sempre meno. Un uomo di grande cultura, come l'ha definito il parroco durante la cerimonia funebre nel Duomo di Mestre, ricordando il grande amore per il nipote Michele. Ed è sempre stato attento ai problemi dell'istruzione, nella volontà di conoscere, un desiderio il suo di entrare davvero in comunione con paesi e culture lontane. Una persona che ha passato una vita nelle istituzioni, sindaco di Venezia, europarlamentare, componente del Consiglio regionale
in Consiglio da noi si occupava specialmente di rapporti con l'Europa, di fondi comunitari, molto nella cultura, e come Regione l'abbiamo mandato in tantissime istituzioni a rappresentare la Regione in momenti culturali di elevata importanza, quindi sicuramente una persona che a Venezia ha lasciato il segno. Oltre al sindaco Brugnaro, molti gli esponenti politici della vecchia e nuova guardia. In fondo alla chiesa, quasi defilato, anche l'ex assessore regionale Renato Chisso. Nato a Venezia il 2 settembre del 42, Laroni si è spento domenica all'ospedale di Mestre. Personaggio di spicco della politica veneziana, vicino a Gianni De Michelis, alla morte dell'amico parlò di amicizia sincera. Sembra che proprio questa perdita abbia fatto peggiorare le condizioni di salute di Laroni. Rimaniamo nel veneziano cambiando decisamente tema, andiamo a Sottomarina per conoscere la trasformazione di quella che era famosa, nota come la spiaggia fascista, ricorderete. Ecco, si è passati all'idea di dare vita invece a una casa d'appuntamento, è questa la nuova sfida di Gianni Scarpa. Denunciato in passato con l'accusa di apologia del fascismo per le scritte sui manifesti all'ingresso della spiaggia di Punta Canna a Sottomarina, l'ormai ex gestore Gianni Scarpa, che ora ha ceduto lo stabilimento, ha avuto un'altra idea, un luogo del piacere per uomini e donne. In Italia siamo indietro di 30 anni dall'Europa che conta. Siccome i veneti, perché io sono veneto, portano centinaia di miliardi nelle case di tolleranza in Austria, in Germania e così via. Allora io ho pensato che se non siamo dementi, perché di dementi stiamo parlando, è ora di finirla, di lasciare andare via i miliardi, è ora di finirla di vedere queste donne che portano malattie sporche, disunte nelle strade, oppure le furbone che lo fanno negli appartamenti. Io ho idea di aprirlo a Sottomarina, dove ho il terreno di proprietà e dove penso che quando saranno liberate queste case di tolleranza, lo Stato italiano ne darà una in ogni regione, di solito dovrebbe essere così. Allora io nel Veneto voglio essere il primo. Scarpa non sarebbe solo in questa impresa. Ho una cordata di imprenditori veneti che sono venuti a vedere il sopralluogo diverse volte e sono loro che costruiscono, perché sono già dei costruttori loro, chiaro, non sono nel settore. Io non faccio niente, io ho lanciato l'idea e metto a disposizione questo terreno che io ho. Naturalmente, evidenzia Scarpa, sarebbe pensata in maniera diversa dai tempi di Mussolini. Io l'ho pensata casa di tolleranza per uomo e donna, perché io ho una enorme stima delle donne, enorme, perché la donna è molto più brava di noi uomini. La donna alleva un figlio, la donna va a lavorare, la donna accudisce anche la casa. Noi non ce la faremo mai. L'uomo, a differenza della donna, ha solo quella schifezza della forza fisica, ed è per quello che in tanti casi i dementi ammazzano queste donne. Subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 parleremo di appelli dal Veneto al governo con il segretario della CGIL di Treviso Mauro Visentini e l'imprenditore bellunese Paolo Gamba. Vi ricordo anche i nostri riferimenti per segnalarci disagi, disservizi, storie particolari, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, sms e WhatsApp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 0230 898. Grazie per averci seguito e vi lascio allora alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci.
Benvenuti al meteo. Prevale il bel tempo sul nostro territorio, anche se non mancherà la consueta instabilità sui monti nelle ore centrali della giornata di giovedì 18 luglio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso sulle Alpi, dove nel pomeriggio potrebbero aver luogo anche dei temporali fin verso le pianure veronesi e su quelle vicentine. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui settori montuosi anche con isolati acquazzoni, specie durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime stazionarie tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo è tutto, vi lascio in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.